Saro, perché la partita IVA non è che sia una grande roba, ma che oggi come oggi, no, neanche una, Premiazione 200 farfalle esordienti a femminili, consegna le medaglie al signor Vincenzo Dossier, presidente del Natatorium Treviso. Medaglia di bronzo Sofia Longhin, Sporting Club Noale 2,47,75. Argento Giorgiana Irina Bari, rappresentativa Idros 2,36,06. Medaglia d'oro Valentina Tellan, Ginnasium Pordenone 2,35,85. La prossima partenza intanto sarà la terza serie 200 misti esordienti a maschile, dalla 1 alla 7 Salvo, Zuccherato, Soprano, Bortoli, Favaro, Sandrin e Dalborgo. Intanto in acqua Anna Maria Namuto in testa 33,47 su Martina Zanetta, 34,82 Martina Berzotto, 35,35. Queste le prime tre atlete al termine della frazione farfalla, ma siamo già oltre la metà della frazione dorso e quindi ormai prossimi al passaggio di metà gara. Andremo a vedere quindi i parziali della frazione dorso delle atlete in testa in questa prima serie 200 misti esordienti a femminili. Martina Zanetta 42,16, Anna Maria Neamuto 44 secondi netti, Martina Berzotto 42,62. Queste le prime tre racchiuse nello spazio di 99 centesimi. (2:36,88) è il record della manifestazione del 2016 di Sofia Sartori. Però andiamo a seguire la frazione rana, che nei misti è sempre quella che fa la differenza, con delle specialiste che possono sempre inserirsi e portare importanti recuperi in questa frazione, ed è proprio così, perché in testa Anna Maria Neamuto in corsia 7,44,92 contro il 48,94 di Martina Zanetti, che adesso è seconda a 3,53 e Sara Flavia Strimb che è terza in 48,99 la sua frazione rana. Quindi in testa per l'Antares nuoto dalla corsia 7 Anna Maria Neamuto, sulla corsia 1 Martina Zanetti Piave nuoto e Sara Flavia Strimb Parco Livenza in corsia 5, però ormai è in solitaria in corsia 7 Anna Maria Neamuto. Antares nuoto vicinissimo al record della manifestazione, che però non viene battuto quest'anno. 2:37,90 Anna Maria Neamuto. Martina Zanetta seconda in 2:41,57 e completerà il podio dalla precedente serie Elisa Spera 2:42,41. Niente da fare quindi per Martina Berzotto, che è sì terza in questa serie, ma è